Oh, alla buon'ora. È almeno mezz'ora che vi sto aspettando. E come vi sto aspettando io, sta aspettando la gondola giù in Cavana. Ma appunto, dobbiamo andare in società, volete che vi faccia sfigurare? Certo, sfigurare. E chi mi vedrà quando entro con questo palco che vi state portando in giro? Che simpatico! Siamo a Venezia, è carnevale! Volete che mi parlino alle spalle dicendo che non seguo la moda francese? Questo è un abito di corte e lo portano le principesse reali. Corte, Venezia che abbiamo solo questo, conta de corte. Guarda che io mica ho fatto arrivare qui la peottona. Con quel tafanario non entrerete mai dentro il Felze. Ah, ecco, mi avete fatto passare la voglia. Sapete cosa vi dico? Io starò a casa, ordinerò una cioccolata e un caffè e chiamerò il mio cicisbeo e giocheremo a faraone. Lui ama molto le gonne ampie e dice che sono molto comode. Quell'imberbe le confonderà per una culla e si sentirà a casa. Poverino, dovrò allattarlo. Non preoccupatevi, viene allattato da tutti a Venezia. Non soffrirà certo la fame? Caro il mio marito, siete il mio orgoglio. Forza, aiutatemi a mettere il tabarin, altrimenti cioccolata e caffè finiranno. Oh, su, lo sapete che io sono geloso di voi. Con tutta questa bellezza sembrate una dea romana. Voi siete geloso della mia bellezza, non siete preoccupato per la mia onestà. Come siete puntigliosa, di un bel tacer non fu mai scritto. Guardate che bello che è questo pizzo e come fa a risaltare il rosa dell'abito ed è veramente spettacolare. Guardate che ricami, ce li invidia tutta Europa. Non è solo quello che ci invidia tutta Europa. Grazie. Ecco, io ora sono pronta. Ma come? Ma vi devo sempre aspettare? Siamo in ritardo. Io vado.